Buonasera a tutti ragazzi, una novità dalla medicina, qualche cosa di positivo. In effetti una società australiana ha creato un virus in grado di eliminare ogni tipo di cancro. Perlomeno ragazzi fino ad oggi risulta positivo sulle piastre di Petri e purtroppo diciamo nei topi. Quindi dove ha funzionato riducendo i tumori e uccidendo tutte le cellule malate. Quindi perlomeno pietre, sulle piastre di pietre e sui topi, anche se non sono diciamo compatibili al 100% con il corpo umano, però ha funzionato al 100%. Quindi adesso dovrebbero iniziare i test sull'uomo. Quindi anche se è vero, sembra strano che un virus possa curare una malattia, però in effetti questo è un virus dell'herpes che hanno modificato geneticamente, quindi è un virus creato in laboratorio a finale, quindi lo hanno chiamato CF33, quindi questo virus sui primi test che ha fatto sui topi ha ridotto del 90% i tumori, diciamo, sui topi. Penso che avranno fatto pure sugli esperimenti sicuramente su altri animali, questo non lo so ragazzi, però dicono che il trattamento è davvero stupefacente secondo i primi test. Quindi il prossimo anno sarà attuato su alcuni tipi di tumori specifici come il carcinoma mammario, triplo negativo, il melanoma, il cancro polmonare, vescica, cancro gastrointestinale. Quindi sarà testato su tutti questi tumori, diciamo che sono quasi più aggressivi, si può dire. Quindi non sappiamo come andrà sicuramente, però sicuramente come hanno detto loro sull'uomo deve andare bene come hanno fatto sugli animali. In effetti non è che loro hanno diciamo il nostro DNA completo, però diciamo che sia nei topi che nelle scimmie che negli altri animali manca qualche cosina, però alla fine il DNA è quasi quello come il nostro. Per esempio alle scimmie gli mancherebbe solo la parola, poi sarebbero tipo come gli umani, anche perché sono perfetti come noi, capiscono, ragionano, messo davanti a qualche cosa riescono a fare qualche cosa di molto significativo. Se parlerebbero sarebbero quasi umani, quindi hanno il 99% di DNA uguale al nostro, quindi se ha funzionato su loro credo che funzionerà anche sugli umani. Quindi diciamo questo virus verrà iniettato nelle cellule tumorali e si diffonderà su tutte le cellule malate. Quindi poi giustamente, come dicono gli scienziati sempre, immunologhi come li chiamano, il tumore diciamo, è destinato a trasformarsi se vuole sopravvivere, quindi potrà mutare, dice, però ciao Rosanna, però con questo trattamento perlomeno riusciremo a fare una base solida per sconfiggere il tumore, anche se loro dicono che quando il tumore viene aggredito e riesce a, diciamo, che sta per morire, si, diciamo, muta, quindi si rende più resistente, anche perché adesso con la chemioterapia, immunoterapia, ragazzi, ha già incominciato a essere resistente. Con la chemioterapia, immunoterapia, diciamo che non funzionano sui tumori oramai sono diventati, come diciamo noi, resistenti. È come l'antibiotico che prendiamo sempre, arriva a un certo punto che non fa più effetto perché il corpo è diventato immune, quindi puoi prenderti quanto antibiotico vuoi che non ti passerà, e così è pure il tumore, diciamo con chemioterapia e immunoterapia ragazzi non stanno facendo nulla perché i tumori si sono, come dire, abituali forse, così questa è la parola più adatta per essere semplice, diciamo. Però con questo nuovo trattamento andranno direttamente sulle cellule tumorali, anche se dicono gli scienziati probabilmente muterà poi col tempo, però per adesso
riusciremo, diciamo, a vincere, come dicono loro. Quindi per adesso proviamo questa qui, perché la chemio e l'immunoterapia non sta dando risultati ottimi. In effetti non è che sta facendo grandi miracoli, quindi ci vuole qualche cosa molto di più. Quindi, a parte la prevenzione, però, giustamente, se si deve curare, la chemioterapia, l'immunoterapia come la radioterapia non è che facciano proprio miracoli miracoli. Quindi adesso l'anno prossimo incominceranno con questo nuovo farmaco che poi alla fine è un virus, come pure la chemioterapia, ragazzi, se riflettete, la chemioterapia è cancerogena, quindi cioè un tumore che combatte un tumore. In effetti se sfortunatamente qualcuno di voi è malato, lo dico così, se legge nella scatola di chemioterapia che fa, leggerà che è molto cancerogeno quello che la chemioterapia è altamente cancerogena, quindi io immagino come può curare un tumore una cosa che lo porta, quindi già questo per me già è un po' ridicolo. Sono sempre stato contrario a questa cosa, dico come può una cosa cancerogena distruggere una cancerogena, quindi è un paradosso. E intanto comunque, perché quello in effetti che cosa fa la chemio? La chemio spazia via tutto, le cellule buone e quelle cattive, quindi fa una pulizia totale e quindi automaticamente il corpo umano poi diventa debole su tutto, quindi pure con una bronchite puoi morire, quindi è quello il problema della chemio, che la chemio ti toglie tutte, diciamo, diventi immune a tutte le malattie. Se prendi una bronchite puoi morire, se prendi un raffreddore puoi morire. Cioè, voglio dire, io le difese immunitarie proprio cessano proprio, non è che crollano, scompaiono proprio, quindi non è buono perché è vero che attacca le cellule cancerogene, ma è pure vero che facciamo come quello, se non muori di peste muori di carestia, quindi la chemioterapia io non sono tanto favorevole, guardate, perché è una cosa che porta il tumore, come può curare il tumore? Qualcuno dirà, ma guarda Giuseppe, io ho amico che ha fatto la chemioterapia, adesso sta bene, sì, ma quanti casi ci sono ragazzi di questa miracolosa guarigione? Pure io qui a Materno vi posso garantire, ad esempio, che ho vissuto tante persone che sono chi è morto, chi è vivo ancora. Vi faccio un esempio, negli ultimi più o meno faccio così. Ciao Rosanna, ciao Livia. Negli ultimi 6-7 anni ho visto più o meno una 50-60 amici, amiche, signore, signori che conosco. Su tutti questi 60 diciamo che io ho visto, ragazzi, solo 3-4 si sono salvati, quindi, ma si sono salvati non grazie alla chemioterapia che hanno fatto pure, ma perché sono stati presi in tempo. Quindi tutti gli altri poi sono morti, quindi chi ha resistito un anno, chi 2 anni, chi 3 anni, quindi non è che sia stata la chemio a farli salvare questi 3-4 amici miei, perché si contano sulla mano, ragazzi, quelli che sono vissuti. Quindi uno, due, quattro amici, sì. Poi tutto il resto sono tutti chi 3 anni, qui 4 anni sono tutti quanti morti. Quindi voglio dire io, quindi non credo che sia stata la chemio a salvare questi 4 amici miei. Ciao Giovanna, ma bensì sia stata che è stato preso in tempo e quindi sì, fortunatamente sono riusciti a salvarsi, ma non grazie alla chemio, ragazzi, perché tutti gli altri poi sono morti, no? Hanno fatto tutti la chemio, la radio, quindi non è che faccia miracoli sta chemioterapia. Quindi speriamo che questo virus che hanno fatto, diciamo, in laboratorio possa sconfiggere il tumore, come hanno detto, perché è capace di distruggere qualsiasi tipo di cancro. Quindi speriamo bene. Può darsi che sia la volta buona, anche se non ci credo tanto, perché come sempre ripeto, non è perché voglio fare il complottista come al solito, credo che le case farmaceutiche su queste cose ci guadagnano miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di euro. No, loro hanno fatto un virus dell'herpes, l'hanno mutato geneticamente in laboratorio e attacca tutte le cellule tumorali, sconfiggendole proprio
guarisci. Quindi sui topi è andato bene, sui primati, cioè sulle scimmie, è andato bene, sulle piastre, diciamo quelle lì che fanno di pietra, di, come si chiamano, di pietra, Petrie, è andato bene. Quindi perlomeno in queste tre fasi, sia sulle pietre di piastre di pietre, nei topi e nei primati, è andato al 90%, li ha risanati. Quindi mo dipende, credo che i primati, cioè le scimmie, sono quelle che più si avvicinano all'uomo come struttura. Sì, lo sa, però è una cosa che comunque si parlerà l'anno prossimo di fare i primi, diciamo, test sull'uomo, quindi non è ancora proprio una notizia, sì, è una notizia buona, però ancora comunque ci manca tanto, credo che se tutto va bene ci vorrà magari 2 anni per riuscire sta cosa, e intanto in 2 anni sai quanta gente muore, ha voglia. Anche perché qua oramai si muore solo di questo. Qua ogni giorno senti la notizia così. Sì, sì, Giova, sono d'accordo con te. Qua ogni giorno si sente quella non sta bene, che cosa tiene un tumore, quella signora, quello non sta bene. Comunque la maggior parte, ragazzi, l'80% delle persone muore per questo. L'altro 20% chi ha avuto un ictus, chi un infarto, ma è così. Però quelli che muoiono con i tumori, ragazzi, è quello lì che è l'80% in effetti, quindi se dipenderebbe solo dal cuore e dagli ictus, secondo me la popolazione vivrebbe molto più a lungo, anche perché con, diciamo, con il cuore, problemi cardiovascolari si può vivere, se fai un'alimentazione corretta, ti fai una cura adatta, si sopravvive, si campa, diciamo. Ma col tumore che cosa fai? Una volta che l'hai preso devi sperare che ti va bene, basta. Invece se hai problemi di colesterolo, diabete, uno riesce a fare. Sì, sì, Gio, ma qua tutti hanno perso persone, diciamo, care per malattie proprio brutte, quindi pure mio nonno, io mi ricordo, ciao, avvocate, aveva un carcinoma al polmone, è durato giusto 3 mesi, ma non di più, eh. Cioè, abbiamo fatto la visita, il dottore ha detto che non c'era nulla da fare, 3 mesi, ragazzi, è andato via. Guarda, lol, io ho Team 100 mega e ti giuro che cammina davvero bene. Costa un pochino, non è che costa tanto perché io lo pago, mi pare 22,50 € al mese. Però ti posso garantire che è una saetta. Quindi io perlomeno con Team fibra ottica 100 mega vado un capolavoro, la verità. Poi calcola che in questi 22,50 € con 2 euro solo mi hanno dato pure Team Vision. Quindi ho fatto, ma l'ho fatto tanto tempo fa questa offerta. Quindi con 27 euro ho 100 mega, fibra ottica, massima velocità e Team Vision. Sì, devo vedere, sì. Guarda, in effetti io so più per le cure, diciamo, quelle là non ufficiali. A volte pure io vado a vedere l'aloe, padre, tutte queste nuove cose, quindi diciamo che faccio terapia alternativa, vado a vedere, diciamo così, va. Quindi SH, ci fu una donna che faceva l'SH con delle erbe, poi ci sta padre Zaco, quello che ha fatto con l'aloe vera, poi ci sta l'ascorbato di potassio, di Pantellini, cioè ci sono tante cure che poi in effetti dicono sono ciarlatani, poi qualcuno dice che è vero, ma comunque su questa cosa qui è un casino, la medicina ufficiale dice che non è vero. Questi qua dicono no, con l'ascorbato di potassio si cura. Alla fine, ragazzi, o così o con lì la gente muore lo stesso, quindi non cambia nulla. Quindi o terapie alternative, o chemioterapia, o radioterapia. Secondo me, se è arrivata l'ora, ragazzi, è arrivata, quindi
Mo se riescono a fare questo virus, come lo chiamano loro, CF33, che attacca direttamente le cellule tumorali, è da vedere sempre, perché i topi hanno una composizione, i primati, cioè le scimmie, hanno un'altra. Cioè, non è che gli uomini sono diversi, quindi poi dobbiamo vedere se è efficace su noi. Però la cosa che più mi preoccupa è che, siccome le case farmaceutiche ci guadagnano troppi soldi, ragazzi, non credo che uscirà mai come devo dire, una cura contro il cancro, perché le lobby, come lo vogliamo chiamare, perderebbero miliardi e miliardi e miliardi. Quindi non ho mai creduto che hanno voluto sconfiggere il cancro, proprio perché ci sta una casa farmaceutica dietro che fa paura. Perché Livia, che cosa tieni? Non perché voglio sapere i tuoi fatti, eh. Perché? Che patologie ti hanno trovato a te? Guarda, io ti consiglio, guarda, io certe volte io lo dico pure a tutti, io non dico che faccio, non voglio fare nessun miracolo, non voglio fare. Provato, Livia, secondo me prova l'ascorbato di potassio, quello di Pantellini. Lo vendono, diciamo, alla NKE, la puoi trovare su internet, si prende mattina, pomeriggio e sera. È un ascorbato di potassio, in effetti. Molte persone sono guarite. Cioè, non posso promettere miracoli, partiamo da questo, però io delle volte dico, ma che cosa costa fare una cosa così? Non costa nulla. In effetti la scatola per un mese mi pare che sta sui 35-36 euro. Non è che sia una cosa chissà che. Va presa mezz'ora prima di ogni cena, pranzo, colazione, e non va toccato con nessun, diciamo, sono due bustine da mescolare in una tazza di ceramica, e non la devi girare con il ferro ma con il legno, una paletta di plastica, non... e lo devi fare 3 volte al giorno per chi ha patologie, diciamo, tumorali. Non lo so com'è, ragazzi, ma alcuni dicono che va bene, alcuni dicono che va male, però io dico che cosa costa? Non costa nulla da provare. Poi dicono che dovete assolutamente togliere la carne di mezzo, tutta la roba bianca, e quindi fare diciamo, mangiare solo vegetale, diventare vegano, quindi togliere tutto quello che è dolce, i dolci zero, perché lo zucchero, ragazzi, è il motore, diciamo, proprio. Sì, ho capito. Allora cerca di fare di essere vegana, di eliminare lo zucchero, perché lo zucchero è quello che fa crescere i tumori. Cerca di diventare innanzitutto vegano, togli carne, pesce, tutto quello che fa male, mangiare solo frullati, arancine, aglio, cipolla, zenzero, tutte queste spezie che sono antiossidanti. Poi prendi un bicchiere di aloe al giorno, prendi l'ascorbato di potassio. Io non dico, ragazzi, che io premetto che non lo so, però tutte queste cose che io sto dicendo sono potenti antinfiammatorie, quindi che ne so, fai il minestrone, Livia, metti un pezzo di zenzere e un pezzo, diciamo, di tutti gli antiossidanti che puoi immaginare. Io ad esempio quando faccio il minestrone metto la curcuma, però la radice, e lo zenzero, sempre un bel pezzettino, sempre. Poi la mattina, però io lo faccio a scopo preventivo, prendo una sola volta al giorno l'ascorbato di potassio con ribosio. Questo è un potente antiossidante tumorale. Chi lo fa a scopo preventivo lo prende una volta sola al giorno, chi invece ha la patologia lo prende 3 volte al giorno. Poi cerca di mangiare sempre roba, diciamo, che è molto potente, quindi sempre antiossidanti, quindi cavoli, queste cose qua. Di certo io non posso promettere che uno riesce, però l'acqua, mi raccomando, deve essere alcalina,
mangia molti limoni, pure la buccia cerca di comprare limoni, quelli là di terra, no? Quelli là che vendono nelle bustine di rete. Sulla pasta una bella grattugiata di limone, che in effetti la vitamina C, no, no, deve essere sempre, io parlo sempre di biologico, quindi partiamo che deve essere tutto italiano e tutto biologico, quello che sto dicendo. Non lo so, io ti sto dicendo più o meno quello che ho trovato per internet e quindi te lo dico, quindi zenzero, curcuma, diciamo aloe vera, poi ci sta l'Essiac che è una miscela che ha fatto una signora che ha curato, dicono tanta gente, però giustamente sono cose che troviamo su internet, quindi tutte queste cose messe insieme può darsi che uno si riprende, non lo so, questa è una bugia che ti dico, però io girando coi siti ho visto tutte queste cose, ho visto una testimonianza di un signore che aveva un carcinoma al fegato, è diventato vegano, ha preso questa cosa come ti ho detto io e il tumore non è guarito, è rimasto così, capisci? Non è che il signore è guarito, no, non è guarito, però il tumore è rimasto così, era, si è rimpicciolito, è rimasto così lì. Quindi è come se si fosse incapsulato, diciamo così, una cosa così mi dissero. E quindi questo ha fatto questa cura, ha fatto l'acqua pure alcalina. Diciamo, se leggete sull'acqua, ragazzi, il pH deve superare il 7. Quindi il corpo deve essere più alcalino che non acido. Quindi il tumore prolifera nell'acidità, mentre muore nella, diciamo, quando il corpo è molto alcalino. Quindi dobbiamo cercare di alcalinizzare il corpo, cioè ossigenare di più le cellule, questo è. Quindi poi, se poi non lo so, comunque è una testimonianza che ho visto di un signore che ha fatto tutto ciò, ha preso acqua alcalina, ha preso l'aloe vera, ha preso questo ascorbato di potassio con ribosio, diciamo, ha cambiato tutta la sua alimentazione. Ciao Andrea, sì, sì, mi ricordo di te, Silvia Iora e Andrei, ciao, buona serata. Quindi diciamo che può essere utile, non dico che. No, stiamo parlando di un virus che hanno fatto che dicono che possa distruggere il tumore una volta e per sempre. Quindi hanno fatto geneticamente il virus dell'herpes, l'hanno modificato in laboratorio, l'hanno chiamato CF33 e dice che è capace di distruggere qualsiasi tipo di cancro. Adesso, dopo aver fatto, diciamo, vari test sui topi, sui primati, vogliono fare i primi test sull'uomo, quindi perlomeno sui, diciamo, sui topi e sui primati è andata bene al 90% di un virus che distrugge le cellule tumorali, quindi qualsiasi tipo di cancro, di tumore, come lo vuoi chiamare tu. Quindi sarebbe un virus creato in laboratorio. L'hanno fatto in Australia. Sì, sì, Giova, può darsi pure che era destino che andava bene, sì, sì, io non dico, però io ho visto che lui proprio ha fatto sta cura, può darsi pure che come dici tu, anche se non faceva sta cura andava bene, per l'amor di Dio, qua nessuno può dire che è stato quello, però ha visto che uno ha fatto sta cosa, gli è andato bene, che ti devo dire, si è rimpicciolito, ha fatto. Ad esempio, ho letto la storia di Pantellini, ragazzi. Pantellini, ma non lo so, Andrei. Io ho letto la storia di Pantellini. Pantellini ha scoperto la scorbata di potassio con ribosio perché un amico suo aveva un tumore allo stomaco. Questa è la storia. E disse alla moglie, disse come devo fare? Questo c'ha forti dolori. Dice signora, un po' di bicarbonato con un po' di zucchero con limone e vedete che gli passa un po' il dolore, si allevia un poco. Diciamo, passò un anno e Pantellini camminando vide quest'uomo tutto bello felice e contento per la strada. E sa, si meravigliò, disse come mai questo è vivo, questo doveva morire. E gli andò incontro e disse scusa, ma come va con lo stomaco? Perché la moglie gliel'aveva detto che i dottori avevano detto che non c'era nulla da fare.
Dici no, no, sto bene, sto facendo sempre quella cura come avete dato voi col bicarbonato, la spremuta di limone e lo zucchero. Ah, e giustamente Pantellini, incuriosito poi, giustamente, andò a casa sua e quello invece del bicarbonato normale aveva usato il bicarbonato di potassio. E la vitamina C che sta nel limone, ma e questa è la storia mera, poi sta pure, non so se sia vera oppure no, io ti sto raccontando la storia com'è, Andrei, non lo so. E da lì lui iniziò questa ricerca sull'ascorbato di potassio con ribosio. Quindi è da questa cosa qui che però questo uomo è veramente esistito, quindi si hanno delle prove su internet che quest'uomo con la moglie, questo era un orologiaio, quindi un gioielliere molto famoso dell'epoca ed è guarito. Ma non so, può darsi pure come dice Giovanna, doveva guarire, eh. Però intanto quella cosa che Pantellini gli aveva detto, mo o doveva guarire, come dice Giovanna. Guarda, io secondo me, Andrei, io credo che la cura c'è, ma non la cacceranno mai fuori perché l'ho detto già prima. Sono troppi miliardi che si perdono. Figurati se questi delle case farmaceutiche fanno uscire una cura e dopo che se ne fanno della chemioterapia, cosa se ne fanno di tutte risonanze magnetiche, tutti i malati che perdono miliardi, ragazzi. Qua non si tratta di 1 milione, 2 milioni, qua si tratta di centinaia di miliardi di euro, quindi non si contano i zeri, sarebbe impossibile scriverli, ragazzi. Quindi perciò io credo che non uscirà sta cura. Perché, ripeto, ci sono troppi interessi sotto, secondo me, eh. Poi io può darsi pure che mi sbaglio, ma secondo me è così, ragazzi. Possibile sono io allora, mio nonno, vi dico io, qua si parla dell'86, ragazzi, sono 40 anni che l'uomo con tutta la tecnologia che ha non riesce a sconfiggere questa malattia. Cioè, anche quando vi ricordate al tempo ci stava, che ne so, il morbillo si moriva, tante malattie si moriva, poi si è scoperta sempre la soluzione. Tempo ci è voluto, ma si è trovata. Qua sono 40 anni che con tutte le ricerche, tutti i finanziamenti fatti, ragazzi, non siamo arrivati a nessun punto. Cioè, ti salvi oggi perché fai la prevenzione, ripeto, ti vai a fare la prevenzione, allora ti salvi. Però se sei malato, non hai possibilità di sopravvivere. Quindi la cosa migliore, dicono, è la prevenzione. Sì, ho capito. Però se a me non mi porta dolore, non mi porta nulla, e poi un bel giorno mi vado a fare una visita e non sto bene, che colpa ne ho? Questo non ha dato segni, non ha dato nulla, quindi uno che può fare? Pure un amico mio non aveva nessun sintomo, ragazzi. Un giorno gli è salita la pressione alta. Sì, gli è salita la pressione alta e è andato in ospedale. Gli hanno visto che aveva la pressione alta, gli hanno fatto delle siringhe e non scendeva la pressione. Hanno fatto un po' dell'analisi, hanno visto che le analisi non erano buone. Quindi hanno approfondito la storia, hanno fatto un'ecografia. È uscito un tumore alla vena porta del fegato, ragazzi. Però per non portarla a lunga, ragazzi, 2 anni il mio amico è andato in cielo, quindi giusto per raccontarvi, aveva la pressione alta, ragazzi, non è che questo aveva sintomi, non aveva nulla. È andato in ospedale per la pressione alta e da lì non è tornato più poi. Poi siccome il tumore stava attaccato vicino alla vena porta del fegato non era operabile. Quindi doveva fare le chemio sperando che riduceva la massa tumorale per sperare poi se si staccava un po' dalla vena porta, che è come una vena principale, diciamo, ragazzi, capite? Quindi è una vena proprio quella principale del corpo umano, cioè che è come quella che passa per il cuore, per il cervello e da tutte parti. Cioè al finale non si poteva fare nulla, 2 anni è morto. Era giovane, era quanto me, ragazzi, era del 76, una mia proprio. Quindi per farvi capire che è così, ragazzi, questo non aveva nessun sintomo, è andato solo con la pressione. Cioè, perciò voglio dire io, fai la prevenzione di che?
Se ti viene e basta. Uno dice tu fai la prevenzione, d'accordo, puoi andare a fare una volta l'anno. Eh, sì, sì, Giova, questo amico mio sulla vena porta avevo questa massa tumorale, hanno provato con radioterapia, chemioterapia, ma non è riuscita a rimpicciolirsi. È diventato tutto giallo perché sai, penso che lo sai, la patologia è quella, è diventato giallo perché giustamente il fegato è come un, diciamo, un carcinoma a livello del fegato, quindi è diventato giallo perché la bile, sai, ma questo penso che tu già lo sai, quindi sono passati, ma giusto, sì, 2 anni, non di più. E purtroppo era giovanissimo, 46 anni, cioè quello è andato perché aveva la pressione alta. E da lì poi non si è ripreso più. Ma questo non ha avuto sintomi, quindi quando dicono vabbè ma quello bisogna fare la prevenzione, sì, ma prendi come il mio compagno oppure come il marito di Giovanna, no? Che sono andati lì per un'altra cosa, per un mal di testa oppure per la pressione alta e si sono ritrovati con sta patologia che non ha dato sintomi. Cioè, che prevenzione devono fare questi? Appunto, a me, quando arriva il dolore è troppo tardi, quello è il problema. Quindi a volte dicono la prevenzione, ma a che serve? No, il mio amico Giovanni l'hanno proprio, diciamo, l'hanno operato, hanno aperto e hanno chiuso Giovanni. Lui è andato a Milano, lui è di Salerno come me qua. È andato a Milano, secondo me la stessa parte dove stava tuo marito sicuro, perché hanno indirizzato a Milano, ha detto lì è il più buon ospedale che esista. È andato a Milano, il dottore lo ha aperto, ha visto la situazione, l'ha richiuso e ha detto si deve fare solo la chemio e dobbiamo cercare di rimpicciolirlo. Cioè hanno operato però, hanno aperto e hanno chiuso, questo hanno fatto. Quindi hanno visto che la situazione non era buona e hanno detto dobbiamo fare la chemio. Purtroppo la chemio non è servita a niente, a nulla. Quindi per dirti no, eppure questo non aveva, quello veniva al bar da me, siamo usciti tante volte con la moglie a mangiare la pizza per quando avevo il bar. Siamo una persona normalissima. Improvvisamente la pressione è alta, è uscita sta cosa. Quindi che prevenzione puoi fare? Sì, sì, sono malattie che non perdonano, ragazzi, quindi diciamo che uno dice prevenzione, l'altro dice una cosa, secondo me non è vero nulla. Come ha detto pure Giovanni, se ti tocca e basta. Può darsi che queste persone che si sono salvate, come dice Giovanni, erano destinate, ragazzi, che non dovevano morire. Questo è il discorso. Come dico pure io, a volte fanno gli incidenti mostruosi, escono le persone vive e dici ma come hanno fatto? Ma no, come dico qua a sud, noi a sud diciamo non era, diciamo lo dico in napoletano ma voi lo capirete, non era un giorno suoi, cioè non era arrivato la sua ora, cioè questo è detto in napoletano, non era arrivato l'ora sua. Andrea, non è che il problema, il senso ce l'ha perché le case farmaceutiche, siccome finanziano miliardi e miliardi di euro, se domani mattina ti faccio un esempio facile, esce la cura, loro giustamente perdono miliardi e miliardi di euro. Sì, ma purtroppo quello è il problema, Livio, perché i dolori non arrivano prima, arrivano dopo, quello è il guaio. Cioè uno sta bene, non è. Cioè, sì, ad esempio, ma c'è stato diciamo, il cognato, il suocero di mio fratello, mal di schiena, mal di schiena, mal di schiena, è andato a fare una visita e aveva tutta la colonna vertebrale piena di metastasi. Cioè, quando è andato lì, ragazzi, non ci stava nulla da fare, che doveva fare, purtroppo. È morto, vi giuro, ragazzi, questa persona, io l'ho vissuta fino all'ultimo, davvero pesantemente, posso dire, quindi
davvero ha sofferto, vi giuro, anche con la morfina, ragazzi, proprio una cosa, diciamo che è stata quasi orrenda, dico perché è così, uno se lo vede con gli occhi, io l'ho visto fino all'ultimo, ragazzi, è una cosa brutta da vivere, da vedere, una cosa che diciamo ti segna forse. Quindi vedere la cosa più brutta, sai qual è forse? È che sei impotente davanti a questa cosa, cioè non puoi fare nulla, capì? Cioè tu stai lì e non puoi fare nulla, cioè, e questo è il problema, sei impotente. Però ragazzi, bravo, chiudiamo sto argomento che sto argomento mi mette l'ansia, vi giuro. Quindi parliamo di altro che è meglio. Quindi ragazzi, è diciamo uscito questo virus, speriamo che funzioni. E che vi devo dire? Che un Padre Eterno ci amanno buon, che Dio ci aiuti, significa in italiano. Quindi vi auguro buona serata e ci sentiamo al prossimo video, ragazzi. Buona serata a tutti. Sì, Andrei, è sempre un problema, lo stesso problema. Dio, il Dio denaro, questo è. Ciao Andrei, ciao a tutti. Ciao Giovanna. Ciao Olivia, buona serata, ciao a tutti.